È il flauto magico di Mozart a chiudere la stagione lirica del teatro La Fenice di Venezia. Tutto esaurito alla prima, che è andata in scena ieri sera in un nuovo allestimento con la regia di Damiano Micheletto. Per il quarantenne regista un atteso ritorno nel teatro più significativo della sua carriera professionale e anche quello più frequentato, essendo lui nato e cresciuto a Venezia e premiato come veneziano dell'anno nel 2014 per le sue scelte e le qualità dei suoi progetti. Il flauto magico è un melodramma in 2 atti, una grande allegoria delle forze che si contendono l'umanità, fiaba iniziatica, racconto mistico onirico, percorso simbolico massonico, tante le definizioni e gli aggettivi. Da qualsiasi angolatura lo si consideri resta uno degli indiscussi capolavori mozartiani, tra ambientazioni esotiche, fantastiche e prove crudeli per conquistare la conoscenza, tra incantamenti musicali, minacciose forze ostili si assiste alla vittoria finale del bene sul male e dell'amore sull'odio.